Buongiorno a tutti e benvenuti a questa che sarà una giornata fondamentale per quanto riguarda la libertà del popolo veneto. Da oggi partirà un lavoro ancora più importante, se si può dire, di quello che è stato fatto fino ad oggi. Io sono indipendentista in erba, sono indipendentista, non so quanti di voi siano nel mondo dell'indipendentismo con plebiscito, siano partiti con plebiscito oppure abbiano partecipato ad altri movimenti. Io ho deciso nel novembre del 2013 che il sistema italiano non era ciò che faceva per me, non è ciò che fa per il popolo veneto. Ho provato in tutti i modi anche mi sono anche candidato come amministratore, ma ho visto che non c'erano vie d'uscita, il sistema è marcio e non possiamo farci niente, con tutto l'impegno che noi possiamo metterci non possiamo modificarlo. Quindi ho preso la mia decisione, voglio che il popolo veneto sia libero di decidere del proprio futuro e da là ho aderito a plebiscito.eu, l'unico movimento che dava la possibilità veramente ai veneti di decidere, aveva deciso di fare qualcosa. Non aspettava il permesso di qualcuno per fare un referendum, per permettere ai veneti di decidere, aveva deciso di fare e lo ha fatto. Lo ha fatto grazie anche ai volontari che hanno dato una mano, grazie a tutti i cittadini veneti che comunque hanno aderito in un modo o nell'altro a questo movimento e hanno voluto arrivare all'esecuzione del referendum. E il referendum è stato fatto. I veneti finalmente hanno avuto parola e hanno votato, hanno detto sì, noi vogliamo l'indipendenza. E da là siamo partiti, abbiamo continuato a fare, non ci siamo fermati a crogiolarsi, abbiamo fatto ancora tante cose. È arrivata la certificazione di questo voto, il voto è stato certificato in due successivi movimenti, prima una certificazione tecnica e poi una certificazione politica da parte dei osservatori internazionali. Dopo questo abbiamo fatto ancora, assieme ad altri veneti, abbiamo dato vita al Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta e anche questo sta facendo, sta legiferando, sta operando sul territorio, sta recependo informazioni dal territorio, quindi sta facendo e nonostante questo non ci siamo fermati. Siamo andati avanti e si sta creando la piattaforma, una piattaforma digitale dove i veneti inizialmente potranno dire la propria opinione con consultazioni digitali, dopodiché se verrà usata come per rapportarsi con lo Stato veneto. I cittadini troveranno tutti i servizi in questa piattaforma, qualsiasi necessità possono avere, entreranno nella piattaforma e avranno la soluzione al loro quesito. Questo è il lavoro che abbiamo fatto sul territorio per rapportarci con i cittadini. Ma la cosa più importante, che è stata fatta ma è ancora in divenire, è stata creata una struttura economica, perché uno Stato senza una struttura economica non può esistere, non c'è. Nessuno Stato vive senza una struttura economica e questo stiamo facendo noi. Però a questo punto c'è un però. È vero, i volontari ultimamente hanno fatto poco, non hanno lavorato più di tanto sul territorio, perché tutto quello che dovevano fare l'hanno fatto. Hanno chiesto ai cittadini di appoggiare il Parlamento dei 10 eletto e questi l'hanno fatto. Hanno delegato ai 10 il compito di adesso di portarli verso l'indipendenza. Questo era il compito dei volontari ed è stato fatto. Adesso bisogna fare il passaggio successivo. Siamo qua oggi appunto per capire chi di voi vuole fare anche l'attivista. Dobbiamo essere anche attivisti sul territorio. Oltre a mettere il tempo, dobbiamo metterci anche la faccia. E questo è il momento di mettere la faccia. Adesso, durante la giornata, verrà spiegato il compito degli attivisti e verrà spiegato cosa vogliamo fare noi nei prossimi mesi, cosa dovete fare voi anche nei prossimi mesi. Buon lavoro a tutti.